Rambo, Unai Gomez, vista l'incredibile somiglianza con un giovane Sylvester Stallone, si presenta carico, già consapevole dell'identità e dell'appartenenza friulana, concetto facile da assimilare per un basco come lui. Sì, lo sapevo perché ho già parlato con molte persone dell'Udinese e devo dire che vi sono molti punti in comune tra appunto i Paesi Baschi e l'Udinese e pertanto ritengo che il periodo di adattamento sarà più semplice, mi dà speranza appunto il primo periodo di adattamento. La Serie A ha una sfida da affrontare con grandi aspettative, anche sotto i consigli di Gerard Deulofeu. Sì, è vero, la Liga è un campionato molto diverso rispetto alla Serie A. Devo dire che l'anno scorso non ho guardato molte partite della Serie A, ma comunque ho già iniziato a parlare molto con il mister, anche con Gökhan, e appunto attraverso questi colloqui ho potuto capire come la Serie A sia un campionato nel quale a volte ci sono pochi spazi, si gioca in maniera molto dura, ma io mi sto impegnando duramente per farmi trovare pronto per l'inizio del campionato, imparo ogni giorno in allenamento e non vedo l'ora di iniziare perché sarà una grande sfida per me. Mi dà molti consigli, è un giocatore che è stato molto importante per l'Udinese e appunto posso approfittare qui del tempo passato da lui qui per imparare molto, imparare dai consigli che mi dà. Tante differenze di preparazione tra Spagna e Italia, certo, ma Unai è pronto a mettersi a disposizione di Runjaic grazie alla sua capacità di poter incidere in diverse posizioni di campo. Sì, io quando giocavo in prima squadra, prima appunto di passare nella prima squadra dell'Athletic, giocavo da mezzala. Poi negli ultimi anni, una volta passato in prima squadra dell'Athletic, ho giocato più avanti, anche come punta, occupando la posizione più esterna. Qui magari potrei anche giocare di nuovo mezzala. E in ogni caso quello che mi chiede il mister mi piace molto e sono pronto ad occupare le varie posizioni che mi chiede sul campo.